Speciale 25 aprile, su Radio Zammu le interviste dall'Etna Sound Festival. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Zammu e benvenuti a questo speciale sull'Etna Sound Fest che si è svolto ieri 25 aprile 2007 ad alcuni dei gruppi, non a tutti purtroppo perché insomma la serata era abbastanza lunga, i gruppi erano tanti, e ascoltiamo altre due interviste realizzate da Valeria Arlotta e da Stefano Natale, e sono ai What, è l'unica nota rap che c'era stata fino a quel punto, poi non ce ne siamo andati a un certo punto, non abbiamo seguito tutto, ed erano i Mala Manera. Radio Zammu. Allora siamo sempre qui alla Festa della Liberazione con i Mala Manera, due dei componenti, ovvero DJ Assedio, DJ Demolizione, sì, e Fast Assedio. Allora ragazzi, voi fate rap, i vostri testi sono, si collocano in un contesto politico o di protesta? Allora ti spiego, noi facciamo semplicemente rap. Rap nasce negli Stati Uniti come musica di protesta, del resto raccontiamo della realtà. Quindi automaticamente parliamo di argomenti sociopolitici, si arriva a parlare appunto di politica, però resta il fatto che parliamo di questi argomenti al fine di rappresentare al massimo la nostra realtà di provincia. C'è un gruppo, comunque una serie di gruppi a cui vi rifate, comunque da cui traete ispirazione o comunque a cui vi riconoscete? Beh, il discorso è molto ampio perché noi ascoltiamo rap da 10 anni e abbiamo vissuto il rap da piccoli, quando era nel momento più genuino, per così dire. Quindi ci sono una miriade di gruppi a cui facciamo riferimento musicalmente, Cypress Hill, Gangsta, Public Enemy, tutta sta gente di qua. Redman, tutte queste robe che comunque hanno segnato un passo anche per noi, ci hanno parecchio ispirato. Diciamo che noi siamo noi stessi. Abbiamo tratto insegnamento da questi gruppi, però il nostro stile è tutto siciliano e lo si può sentire anche dal nostro CD. Come siete stati contattati, insomma, come vi siete ritrovati in questa manifestazione? Essendo che è uscito il nostro disco prodotto da pochi mesi, ne abbiamo inviato alcuni contesti tipo di manifestazione, protesta. Abbiamo visto che c'era questo, tra virgolette, concorso per partecipare alla Festa della Liberazione. Allora abbiamo passato le selezioni e ci ritroviamo qua adesso. Un'altra cosa, come vi sembra il pubblico oggi? È abbastanza caldo, diciamo che adesso si sta più riempiendo, però va bene, c'è una bella situazione. Avete un sito, lo ricordiamo casomai? Sì, www.malamanera.it, dove si può vedere tutta la nostra storia dal 1998 al 2007. Si possono scaricare delle tracce inedite dal nostro CD, oppure dei brani che abbiamo registrato recentemente. Un brano che ci sta particolarmente a cuore come Cristiani di Sicilia insieme a Gente Strana Posse, oppure Non è un ritorno, segna la rappresentanza dell'Agrigentino, ed è così possiamo. Un saluto a Radio Zammu. Radio Zammu, sostenete l'hip hop underground, bella storia, in Sicilia c'è bisogno di gente come voi che si sbatte per la nostra terra, continuate così. Malamanera.it, il nostro sito, MySpace/Malamanera per i più multimediali, per il resto ascoltate la nostra roba e più filo per tutti. E più filo per tutti. Ragazzi, buon divertimento, ciao ciao. Radio Zammu.